Euroregione.news. Famiglia in Friuli Venezia Giulia. Contributi regionali funzionano. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, sui problemi delle famiglie con figli che vedono aumentare tutti i servizi ma non gli stipendi. Dati ultimi che confermano un'inversione di tendenza per quanto riguarda le nascite in Friuli Venezia Giulia fanno ben sperare. Quest'anno dovremo chiudere con un saldo positivo rispetto all'anno precedente, quindi con più bambini nati, più neonati, e questo credo sia grazie anche agli investimenti che la Regione, alla legge sulla famiglia che abbiamo approvato recentemente, a tutti i sussidi che diamo per consentire alle donne di poter conciliare i tempi della famiglia con i tempi del lavoro, perché crediamo che per favorire la nascita delle famiglie, per favorire i figli, sia importante in una famiglia dove lavorano sia papà che mamma consentire di dare quei servizi come asili nido, come sostegno anche economico, come possibilità sull'istruzione, come vari bonus che possono in qualche modo incentivare e dare una risposta alle nostre famiglie. Quindi crediamo che insomma siamo sulla strada buona. Il problema demografico è un problema che assilla il Friuli Venezia Giulia, ma se come sembra quest'anno chiuderemo un saldo positivo è il primo segno di una timida ripresa, e questo ci fa ben sperare e ci conferma che in qualche modo le nostre politiche per la famiglia sono politiche positive, sono politiche che stanno dando risultati. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.